Il poliziotto che potevo non essere, perché sicuramente per me l'aggregazione a Genova e soprattutto la notte della Diaz dove sono andato è stato uno spartiacque della mia carriera e quindi mi ha cambiato profondamente sia a livello umano che a livello professionale. Ed è un atto d'amore, non è un libro contro la polizia, prende atto degli errori che ci sono stati in quei giorni da parte della gestione dell'ordine pubblico e quindi anche ovviamente della Polizia di Stato, che è la principale protagonista, e proprio perché non ricapitino più fatti del genere. Quindi per questo alla fine io dico è un atto d'amore, perché deve essere letto dalle giovani generazioni, in particolare dai giovani poliziotti che in quegli anni magari neanche erano nati, perché non possono più capitare cose del genere. La polizia sicuramente da quegli anni e da quegli errori è cambiata tanto, è nata una scuola dell'ordine pubblico, è nato un diverso modo di insegnare l'ordine pubblico. Dicevo prima che all'interno delle scuole di polizia, nel modulo di ordine pubblico, una giornata la si passa interamente in aula magna a vedere le immagini di quello che non deve essere mai assolutamente fatto, e cioè spiegare la differenza fra forza e violenza. Possono capitare purtroppo ogni tanto ancora episodi in cui si cade, perché i poliziotti sono donne e uomini e possono sbagliare, però c'è stata una grande rivoluzione all'interno della Polizia di Stato e tante cose sono cambiate in meglio. Giusto a livello politico affrontare il tema della sicurezza? È giusto, è fondamentale e deve essere fatto secondo me in maniera assolutamente trasversale, gestendo la paura e non alimentandola, e quindi credo che davvero sia giunto il momento di mettersi intorno a un tavolo tutti quanti insieme per capire che la sicurezza è di tutti, che la sicurezza non è di destra né di sinistra, ma è davvero di tutti i cittadini e di tutto il Paese.